Sergio Caputo cantava un sabato qualunque, un sabato italiano, noi invece facciamo un sabato friulano, in giro per le cantine, ci troviamo per la precisione a Nimis, nel cuore pulsante del Ramandolo e diciamolo anche dei Colli Orientali, per scoprire e conoscere una nuova azienda insomma, che da un po' insomma, si è strutturata sul territorio per dare quel tocco in più di sviluppo al prodotto chiamato vino, che può essere blanco, bielo o cerno, come dicono i nostri amici oltre confine. Andiamo a sentire i protagonisti, sarà un po' un'intervista sia marilenghe, cerchiamo di farle marilenghe e perché no, ma sì dai, anche in italiano. Andiamo a sentire i protagonisti. Nel giornale di Ploe comunque vadi e parte a degustamior, no il vino? Mi piace un evore chiacchierare per Furlan con voi. Ma noi vendi chiacchierare per Furlan? Assolutamente sì. E parte sicuramente a degustamior. Non piace un evore questo evento e fare sicuramente di pugliente in queste zone, perché sono zone veramente particolari. Finalmente si fa, no? Sì, assolutamente sì, o se ne fammi il Copodin, chiaramente abbiamo bisogno anche di voi altri, sconosciuti di supportare a queste situazioni in davanti. A parte in davanti, ma che conta è che appunto abbiamo veduto che anche in giornate come questi, se si arriva a fare un po' di marketing, come che dice in inglese, no? Che come sai in voa la enta cognosci magari tal dettaglio, no come per bevi un time, ma conosce esattamente la cultura del vino. Assolutamente, ho so dalla vis che poi entro porten e poi ora vengo a spiegare se conviene in queste zone, poi ora vengo a fare bene doci, assolutamente. E dopo va detto che questa è conosciuta come zone di vins blancs, ma si basa in bois e chineres. Allora, io ho postito la mia esperienza, io ho conosciuto un piemontese che sono principi a fare il vino neri. Alle mie e la dite, guardate su due mazzi, o vorrei boys i blacks, ma qui avete terreni da vini rossi, mi ha detto. E io ho lo sposi come idea. Potete che c'è la particolarità, no? Dal terreno di la colline e la campagna post passo. Assolutamente, poi noi come zone colli orientali, io sono i primi in FS a sei in te colli orientali e ho vengo effettivamente un clima un po' particolare, ma che ne vorrei vicino, o ritenga che dal Piemonte, sia per i sbalzi termici, ma lo dicono i nostri svini stesso, che se la nade, la se sta che sta anche veramente disgraziata, ma se la nade e lo consente, ora venga a fare un vino di grado elevato e anche assolutamente di acidità alte. Tu là che vendi bevi longevo, no a 2 anni, a 3 anni, bevi a 4 anni, come che fa a Montalcino. Ora venga a fare robe bene. Che dice che fa il passi davanti per il Friuli. Quindi io ti dico, il piemontese, ma veramente, mi dite, voi qua non sapete cosa avete veramente terreni e clima da vini rossi, non vini bianchi, no, dopo la vere, ma se con vini bianchi poi boys dal mondo, senza dubbio. Bene, allora non ti la segno e venga avviato un po' che continua la giornata. No? Grazie, buona continuazione. Allora, la signora è la padrona di casa, in un certo senso, insomma, si parla tanto di vino, cultura, conoscere il territorio, insomma, lei da quanti anni che frequenta il Friuli? Che frequento il Friuli, sono nata in Friuli e lo frequento da tutta la vita. Ma che cari alla Marilenghe o dome italiano? No, perché io sono di Gorizia in effetti, però sono qui a Nimis da un sacco di anni, parlo anche friulano ogni tanto, ma insomma. Tanto ci scappa. Sì, assolutamente. Senta una cosa, cosa vuol dire far conoscere la cultura del vino al commensale? Significa aprire la mente, significa portare finalmente il Friuli in giro e riuscire a farlo conoscere, insomma. Possiamo dire il vino come volano di ripresa dell'economia del territorio? Oddio che domanda difficile mi sta facendo! No, perché i politici pensano ad altro, sì, allora è giusto sentire i diretti interessati. No, assolutamente, invece usiamo il vino che è la cosa più appetibile a tutti e forse con questo riusciremo a parlarci. La particolarità del vostro vino? Ma cerchiamo di fare un buon vino, cerchiamo di fare un vino che faccia conoscere le nostre terre, le nostre radici. E allora prost! Come? Allora prost! Può sentire questi simpatici commensali, si trova bene? Trovata bene? Molto bene, Un bel posto, no? bellissimo, bellissimo, molto bello. Pur diciamo l'uggiosità della giornata, insomma. No vabbè, no, è veramente una bellissima manifestazione, il posto è super. Si sposa, altro che sì, senz'altro. Perché da venirci a vivere, insomma. Beh, perché no? Era tanto di New York e la sua skyline. Cosa vogliamo
vogliamo dire di questo paesaggio? Caspita. Lei conferma? Che New York, meglio di qui, meglio di Nimis, qua è veramente l'oro di Nimis, guarda qua, che paesaggio, che ambientazione, non ce n'è di meglio, purtroppo non è che sia una giornata bellissima, però no, penso che meglio di qua. Insomma, gli americani dicono very wait, noi diciamo simply plain. Sì, anche qua ormai quasi siamo sul finire. Ma Dopo iniziamo anche noi. benissimo. La signorina cosa dice? Signora, sposata a giugno. È la consorte. Da poco sposata, allora auguri. Dal Gori si sta sempre benissimo, come a casa, quindi veramente poi una vista strepitosa, anche se è brutto tempo, come se ci fosse il sole qui. Perché Quindi il vino illumina, no? il vino illumina sempre. Lasciamo allora al... Grazie. Grazie a voi. Ci propone? Le coste con la verza. Vista anche la giornata. Ah, giusto, levando della giornata, è periodo giusto questo. Ecco, questa è la nostra specialità. Voi fate tutto rigorosamente friulano. Sì, tutto rigorosamente friuliano. I plats particolari da queste zone, insomma. Sì, frico con Frico con la polenta. Sì, frico di patate con la polenta, frico friabile, frittai e dopo come muoio le picchiocce, Spieghi magari che non sa chi la pecchiò. la beccaccia, Peccato. molto rara da trovare, le lumache quando è il I periodo. cais. I cais, dopo i chialcions di Villefrede, che è la loro specialità, le scraspelle da urda al periodo, con le coce, con i cocius, le tagliatelle con il prosciutto crudo di San Danè. A Tarzente quali sono la specialità? Le specialità veramente sarebbe la pinza, sinceramente. Che si dopo per gli avali di No, ma bensì è una fuace che fa in dome a Epifanie, che è fatta con fis, noles, che fuace lì, che è la specialità di Tarci. Perfetto, non la segna al plat, mi raccomando che ne al partimento. No, la di restare rigorosamente chial. Guai se non le chiale. Perché magari un di chiase chiase la chiala dice che non siete un carabiniere che mette. No, assolutamente. La trotta del cornappo, Esatto, che particolarità? ha la particolarità di essere allevata sin da piccola in un'acqua limpida, pulita e senza nessun tipo di inquinamento. Io l'ho assaggiata e si può anche bere l'acqua del cornappo. Cioè Beh, è stato fortunato, insomma, l'ha trovata ma bisogna saper fresca. dove Certo, è molto limpida, insomma. È lei che poi ci pensa a mettere quel tocco in più. No, c'è il cuoco che dà il suo tocco alla classe. Lei fa solo il servizio, insomma. Esatto. Si può sposare comunque con tutti i piatti. Sì, si lascia abbastanza, insomma. Buon lavoro. Grazie. Allora, mi dicono che la trotta del cornappo si abbina bene con il doblar. Certo, è un Pinot Grigio 2013, Venezia Giulia, ramato perché noi lo facciamo macerare nelle bucce circa una notte e prende queste tonalità che sono ambrate e grigie. Senta, da profano le chiedo come mai Venezia Giulia? Perché la DOC non ci consente la macerazione e non è prevista da disciplinare il colore ramato del vino. Comunque è buono. No, non è un discorso buono, è un discorso diverso. Noi non vogliamo... Si sposa molto bene. Non posso già. Grazie, arrivederci. Peppi Bressani è il parò di chiesa perché che riguarda queste aree. Sì. Che particolarità ha la sua azienda? Ma la mia azienda è un'azienda piccola perché ha 5 ettari e mezzo di terreno e quindi cerchiamo di fare dei vini di qualità perché adesso il mondo del vino richiede soprattutto questo, la qualità e non la quantità. Beh, sarebbe anche ora, no? Beh sì, sarebbe ora, ma sarebbe ora perché è la gente che determina questo modo di bere, insomma. Ecco. Cassiti, il Friul può essere un punto di ripartenza, cominciando dal Ven a farlo conoscere bene sul territorio? Ma sì, il Friuli è sempre stato
come vino, insomma, è sempre stata una realtà abbastanza consistente, insomma. Speriamo che adesso ultimamente, siccome penso che tutte le aziende abbiano migliorato qualitativamente, dovrebbe, insomma, aumentare ancora il pregio, insomma, del nostro vino. Certo. Soprattutto la zona si sposa bene. Sì, la zona sì, è bene, speriamo delle stagioni migliori, perché quest'anno è stata un'annata un po' di passione, comunque. Sì. Non ho capito. No. Cerchiamo di fare il meglio possibile, insomma, ecco. Ci mancherebbe. Sì. In attesa del titolare, noi sentiamo questa simpatica signora o signorina. Signorina, grazie magari. E cosa presenta agli ospiti? Allora, noi presentiamo un orzotto, fatto ovviamente si chiama della vendemmia, in quanto abbiamo messo della zucca, dei funghi, della salsiccia e viene decorato alla fine con degli acini di uva macerati bianca. L'uva è tutto prodotto tipico locale? Tipico locale, esattamente. Sì, abbiamo cercato ovviamente di creare un piatto che rappresentasse il periodo, ovviamente, e anche, diciamo, le cose particolari della zona, ecco. Dunque Martignacco e dintorni. Esatto, noi siamo a Faugnacco di Martignacco, siamo in un vecchio locale che era adibito a stalla e quindi adesso è adibito ovviamente bed and breakfast, agriturismo, però abbiamo anche noi l'osteria e ristorante dove proponiamo carne alla brace e risotto. E soprattutto i commensali quando arrivano trovano sempre la sua presenza un bel sorriso. Quasi sempre, direi, non sono proprio fissa, però diciamo che sono quasi sempre sì. Beh, a parte gli scherzi, sì, siamo presenti anche perché cerchiamo di seguire bene tutto, insomma, la qualità, il prodotto, eccetera, della nostra zona. Complimenti. Grazie mille, gentilissimi a voi. A lei, la particolarità del Friuli. Noi chiediamo a queste due splendide e simpatiche ragazze cosa ne pensano di questa giornata. Lei cosa dice? È un evento interessante. Io partecipo come anche nativa di Nimis, per cui mi fa piacere comunque vedere tante. Interroghi, vedo che natie di Nimis. Sì. In Assudeca, sì. C'è particolarità il Ramandul di Nimis? È un vino di OCG, quindi diciamo che è coltivato nelle zone del Ramandolo, insomma il terreno ha delle caratteristiche particolari che gli conferiscono alle uve poi delle proprietà caratteristiche poi del vino. E soprattutto, sottolineo in Kirst, se si beve Ramandolo si resta sempre Zovings. Ma io no, invecchi, però. Si dice belli dentro e puliti fuori. Va bene, sì. Senza fare blin blin. Senza fare blin blin, va bene. Bene, grazie a lei. Grazie. Si dice che il vino è anche arte e di conseguenza l'arte in vino. Perché questa esposizione? Diciamo che sono stata contattata, domani c'è un evento dedicato appunto a quello che è la mia espressione e diciamo che questa cosa nasce proprio perché i quadri sono stati visti, in particolar modo questo che è un quadro che ho dedicato a mia madre dal titolo Oltre respiro. Da questo quadro si trasformano in tronchi quello che è la vera radice, la linfa vitale, l'appartenenza. Da lì ho fatto un percorso, nascono questi quadri, il primo lo possiamo vedere dopo e poi nascono altri che si trasformano nei colori della terra. Diciamo che poi tutto questo resta assopito perché ho bisogno ancora di cercare dentro di me. Da lì c'è un percorso piuttosto sofferto, nascono altri con altri colori, con altre trasformazioni. Possiamo dire che c'è tutto un ciclo in un certo senso. Sì, diciamo che è un capitolo interiore che ancora non si è concluso e che diciamo nasce nel 2008 quando è mancata la mamma e nasce nel 2009 proprio questo quadro dedicato a lei. Da lì ho bisogno di cercare
parte interiore. Perfetto, Sì. adesso- Questo è Sì. il proseguo di quello che ho dedicato a lei. La campitura è sempre rossa, c'è sempre questa linfa, questo tronco dove non si vede proprio da dove comincia né tantomeno da dove finisce, quasi a darmi lui stesso dei segnali di ricercatezza. Questi poi si trasformano con altri colori, come ho detto prima, diventano anche doppi, quasi a cercare quella doppia vita, no? Quella doppia personalità sia da bambina che da adulta, cosa che spesso mi ritrovo, no? Da dove sono partita, che cosa mi è stato donato. Perché ci vuol segnalare questo? Perché questo è uno degli ultimi, questo è un 2014, nato, io le chiamo sempre le mie creature, nato poco tempo fa, qui i tronchi sono adagiati, questo tronco è spezzato e anche qui abbiamo questa energia che va verso l'elevato, verso il divino, e poi questa tessitura, questi damaschi, questi broccati, no? Come dire, la vita è veramente una tela preziosa, è ciò che noi riusciamo a tessere, ciò che filo, trama dopo trama nel nostro percorso riusciamo a costruire, quello che proprio è il vero motivo di questo percorso meraviglioso che è la vita. Lei giustamente dice gioco in casa, ci devo essere. Giustamente gioco in casa, qui siamo nella terra del Ramandolo perché sappiamo che Ramandolo è il nome di una località, quindi qui siamo proprio nella culla di questo vino. È una giornata particolare perché noi produttori abbiamo voluto dedicare alla nostra terra un momento in cui chi viene a visitarci può assaggiare innanzitutto il nostro vino particolare, dolce, da vendemmia tardiva, ma anche tutte le eccellenze gastronomiche della nostra zona e vicino, anche delle zone limitrofe, e anche le eccellenze particolari degli artigiani del gusto. Quindi un momento itinerante, cioè composto da diversi momenti, diverse località. Una persona può assaggiare, può capire meglio la zona e può godere anche del paesaggio e della bellezza diciamo di colori e di sguardi e di un insieme di componenti che rendono unico un territorio. Allora possiamo dire in sintesi qualità, economia, cultura, tradizione e 2.0, dai. No, l'economia alla fine è una conseguenza quella, la primis è la qualità, la storia, la cultura, e dopo di conseguenza se esistono questi elementi in più con l'entusiasmo e la passione delle persone, l'economia è una conseguenza. Allora per concludere questa trasmissione consiglio ai telespettatori, la vera medicina, quella senza H, è il friulano. Perché? Perché il friulano dà quel tocco in più, altrimenti poi non lamentatevi, andate a accendere il cero alla Madonna per salvarvi di cosa avete bevuto. Friuli, Venezia, Giulia, Nimis, Ramandolo, qualità, cortesia e buon bevi. Ciao. Mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere.